quest'anima mea si tiende al canto Grazie, ciao. Vincitori assoluti del Cantagiro con 87 punti questa sera e con un totale di 1270 voti, Paola Turci e Itazenda. Allora, credo che questa sera in Sardegna ci sarà una festa pazzesca. E poi domani quando tornate a casa? Domani abbiamo un concerto in Sardegna e sarà sicuramente lì che ci renderemo conto se hanno veramente tuffato. Devo dire che non riescono più a parlare, cioè Andrea è emozionatissimo, Paola. Beh, io vorrei dire una cosa soltanto, che
Ha vinto sicuramente la musica italiana, ma la musica italiana più pura, cioè dei ragazzi che cantano in sardo, poi appunto dei ragazzi giovani, dei ragazzi, Cantano da 15 anni insieme però. sì, però in sardo, e insomma una persona che ha voglia di fare un discorso, insomma non necessariamente... È emozionatissima. Io però voglio anche parlare adesso con gli altri due componenti del gruppo, perché hai parlato sempre tu, Andrea, che sei un po' il portavoce. Parliamo anche con voi. Allora, un saluto in sardo a tutti i vostri amici conterranei che vi hanno fatto il tifo in questi 14 puntate. Hanno sbidere a Cantannos. E la traduzione? Arrivederci a 100 anni sani. Ai primi classificati va innanzitutto il super premio Bilboa, il premio speciale Bilboa di Cadei, che è stato il nostro sponsor, che ci ha seguito per tutta l'estate, che è una bellissima spilla, e penso che a questo punto ve ne dovranno dare una per ciascuno, d'oro e brillanti. Pensa che bello. Eccola lì, guarda che meraviglia, facciamola vedere questa spilla. Vediamo Sono se molto contenta anche da Francesco parte di Manente Bilboa. riesce a inquadrarci anche la spilla Bilboa, che è davvero molto bella. Ecco, fatto. Poi avete vinto, oltre alla targa del Cantagiro, avete vinto la coppa offerta da Italfine 80 in ricordo di Fiuggi, ecco qui Gianfranco che mi aiuta, e poi avete vinto anche il trofeo Gerardo Sacco, orafo in Che Corotone. Lo dovrebbe facciamo essere- vedere? Li abbiamo detti tutti i premi?